In questo quarto video del progetto VSTOR 2 parliamo della sperimentazione condotta a Valle Vecchia sulla possibilità di utilizzare acqua ricca di sali nell'irrigazione delle colture. Le specie agrarie normalmente non tollerano elevati gradi di salinità sia del suolo che dell'acqua irrigua. Il progetto VSTOR 2 ha permesso, tra l'altro, di irrigare parte significativa dei terreni coltivati con acqua di discreta qualità, con contenuta conducibilità elettrica, meno di 3000 microsiemens per centimetro. Questo ha consentito la coltivazione di colture prima non praticabili e il miglioramento quanti-qualitativo delle colture già presenti. Nelle stagioni 2014 e 2015 sono state utilizzate le acque accumulate nel bacino per l'irrigazione di mais, soia e diverse colture orticole. Analizziamo per prima cosa l'irrigazione del mais. Nel primo anno di test la microirrigazione ha interessato circa 33 ettari irrigati in maniera diversificata, a seconda del fabbisogno, mediante ali gocciolanti leggermente interrate in superficie, alimentati da lie flat, collegati alla condotta principale alimentata dalla pompa posta nel bacino. Nel secondo anno sono stati irrigati quasi 50 ettari tra mais e soia. Le ali gocciolanti sono state posizionate circa 30 giorni dopo la semina e rimosse dopo il raccolto. Rispetto all'irrigazione tradizionale a pioggia, impiegata solitamente per il mais, dati i minori costi di gestione, l'irrigazione a goccia presenta notevoli vantaggi. Risparmio idrico, dato che l'evaporazione è limitata in quanto l'acqua è consegnata direttamente agli apparati radicali. Risparmio energetico, dato che la pressione di esercizio è inferiore a quella comunemente utilizzata per l'irrigazione a pioggia tradizionale. Possibilità di impiegare acque più ricche di sali perché la frequente distribuzione di contenute quantità di acqua impedisce la concentrazione dei sali, pericolosa per le piante. L'irrigazione a goccia, invece, evita la bagnatura fogliare e il possibile danneggiamento della vegetazione. Ad acquate di circa 8 ore sono state distribuite con frequenza di circa 5-6 giorni. Anche in un ambiente difficile come quello in cui ci troviamo, dove fino a poco tempo fa l'unica agricoltura possibile era un'agricoltura estensiva e le uniche irrigazioni erano quelle meteoriche, è possibile fare orticoltura grazie a un sistema di irrigazione messo a punto da Veneto Agricoltura che permette di utilizzare delle acque e piovane e reflue che consentono di irrigare delle colture orticole con continuità e con qualità delle stesse. Grazie all'irrigazione la produttività e le produzioni aziendali sono aumentate mediamente di circa il 30%. In normali mediamente possono aumentare fino al 50%. In questa zona gli effetti dell'irrigazione e della salinità del suolo sono stati testati utilizzando colture orticole. Dopo aver preparato il terreno e predisposto la pacciamatura, a fine maggio sono state messe a dimora le giovani piantine. Questa sperimentazione mira a valutare la produttività e la qualità delle colture orticole irrigate con acqua moderatamente salina. La scelta delle colture è legata ai diversi gradi di tolleranza alla salinità. La cipolla è una specie sensibile e nonostante il trapianto tardivo ha evidenziato delle buone capacità di adattamento. Patata, pomodoro, angurie e melone sono moderatamente sensibili, ciò nonostante le piante si sono sviluppate rapidamente, garantendo rese adeguate e ottime qualità. Lo zucchino, che già di per sé è una specie moderatamente tollerante, ha avuto uno sviluppo della vegetazione omogeneo e vigoroso, con ottime produzioni. Con l'irrigazione è possibile garantire la pratica delle attività agricole anche in terreni a media salinità tipici delle zone costiere italiane e del bacino del Mediterraneo. Nella prospettiva di un cambiamento climatico, queste strategie renderanno possibile l'attività agricola anche in condizioni estreme e renderanno possibile contenere gli effetti negativi dovuti all'innalzamento
del mare e quindi al conseguente innalzamento del cuneo salino.